Risparmia con il sole da Porra Energia. L'impianto solare termico da 300 litri e tuo a soli 790 euro chiavi in mano. Fornitura e montaggio inclusi nel prezzo. Richiedi il sopralluogo gratuito a Porra Energia. Zona industriale Baccasara Tortolì. Infoline 328 137 89 39. Anche WhatsApp. Sei un allevatore o lavori in agricoltura? Coldiretti Nuoro Ogliastra ti ricorda che sono in fase di predisposizione le domande premio PAC 2025. Coldiretti è al tuo fianco per tutte le informazioni e la predisposizione della presa dati per le domande. Coldiretti Nuoro Ogliastra. Ti aspettiamo nelle sedi di Lanusei in Viale Marconi e a Ierzu in Corso Umberto. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E quando mi riempi di offerte, allora sì che mi sento il carrello migliore del mondo. In offerta mozzarella arborea 3 per 100 grammi a 1,99 euro. Tonno all'olio d'oliva Nostromo 6 per 60 grammi a 3,99 euro. Passata di pomodoro classica Santa Rosa 700 grammi a 99 centesimi. Olio extravergine d'oliva Monini 1 litro a 5,99 euro. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. Eurospar, via Bertolotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. Ah, l'estate, il sole che bacia i capelli, il mare. Uff, i capelli. Oddio, i capelli. Basta! No, ferma! Ci pensa Amy Beauty Air. Con il kit per la cura quotidiana di Kerastase, la messa in piega in regalo. 5 prodotti, iniziando con olio e crema nel pre-esposizione, dopo sole con shampoo e maschera e prima di uscire, olio elixir ultime per dare lucentezza. E se ti manca il salone, con l'acquisto del kit, la messa in piega te la regala Amy. Amy Beauty Air. Everybody's perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa, a Tortolì. 0782 62 36 84. Vuoi risparmiare sulla bolletta? Con Porra Energia è il momento giusto. Installa un nuovo impianto fotovoltaico con accumulo e accedi al 40% di fondo perduto. Sì, hai capito bene, il 40% è a fondo perduto. Richiedi il sopralluogo gratuito a Porra Energia. Zona industriale Baccasara Tortolì. Infoline 328 137 89 39. Anche WhatsApp. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovati al secondo appuntamento della mattina con Stella Di Ciocchè con il nostro notiziario, le news dall'Ogliastra. Oggi partiamo da Lanusei, prevenzione, avvio degli ospedali e delle case di comunità e sviluppo della telemedicina. Sono queste le priorità per la sanità ogliastrina secondo il commissario straordinario dell'ASL Ogliastra Diego Cavizza, sul sentiero tracciato dal DM 77 dalla legge di riforma della sanità regionale. Il manager è intervenuto recentemente nella conferenza sociosanitaria ogliastrina presieduta dal sindaco di Lanusei Davide Burchi. Erano presenti anche altri sindaci, sindacati e rappresentanti di alcuni comitati di cittadini in difesa della sanità territoriale. Il manager ha chiarito quali sono le priorità su cui intende lavorare da qui al prossimo futuro. Dobbiamo puntare sulla prevenzione ed evitare che i nostri cittadini si ammalino, ha evidenziato. Occorre prendersi cura delle persone sane e fare in modo che non sviluppino malattie per poter arginare i costi economici e sociali derivanti dall'invecchiamento della popolazione. Altro punto fondamentale su cui si è soffermato il manager è quello degli stili di vita. Sensibilizzare i nostri concittadini a una corretta alimentazione, una vita attiva, non sedentaria è importantissimo per scongiurare l'insorgere di patologie. Sappiamo bene che le comunità più isolate del nostro territorio hanno difficoltà a raggiungere le strutture di primo intervento per via dell'orografia e della viabilità che contraddistinguono l'Ogliastra. Ha osservato Cavizza, che si è soffermato anche sull'importanza della telemedicina.
In questo caso l'utilizzo delle tecnologie ci può essere di grande aiuto. Non a caso sulla telemedicina la Regione Sardegna ha previsto fondi PNRR per 20 milioni di euro di investimenti. Altro punto fondamentale è quello dell'avvio delle case di comunità per la presa in carico di pazienti attraverso il potenziamento dei percorsi e l'aggregazione di servizi territoriali nei centri di Tortolì, Lanusei e Ierso. Il neocommissario Cavizza ha anche descritto lo stato della sanità ospedaliera e territoriale. Stiamo cercando di potenziare i servizi e ripristinare le dotazioni organiche grazie all'arrivo di nuovi professionisti, ha detto. Permangono delle criticità, ma stiamo lavorando per passare a una nuova fase. Dall'ospedale di Lanusei ci sono buone notizie. Dopo l'arrivo del direttore della pediatria Alberto Pullano sono stati assunti 2 nuovi professionisti che andranno a rinforzare le file del reparto. Quindi ci sono buone notizie anche sul fronte degli investimenti, perché l'ASL Ogliastra attualmente può disporre di 22 milioni di progetti già finanziati, mentre ulteriori 12 milioni sono stati richiesti alla Regione per il piano investimenti 2025-2027. Andiamo avanti con il notiziario, ci spostiamo a Barisardo dove troviamo una buona notizia in ambito lavori pubblici, perché sfiora il milione di euro il progetto di rigenerazione urbana che ha in cantiere il comune bariese, destinatario di un finanziamento regionale di 680.000 euro ai quali si aggiungono 300.000 di cofinanziamento per 2 importanti interventi nel centro storico. Uno riguarda l'ampliamento del centro d'arte MAB di Vico Trento con una nuova sala espositiva. L'idea dell'amministrazione è destinarla a una mostra permanente dedicata all'artista bariese Michele Mulas, scomparso nel 2002. Un altro intervento invece riguarda il recupero di un fabbricato a 2 piani fatiscente in via Montegrappa, acquisito a patrimonio comunale grazie alla donazione degli eredi di una famiglia di Barisardo. Le opere previste riguardano la riqualificazione della struttura e la messa in sicurezza del fabbricato. Anche questo verrà destinato a interventi di pubblica utilità. La Regione ha creduto nel nostro progetto, di questo siamo grati, ha affermato il sindaco Ivan Mameli. Un finanziamento importante che va nella direzione di valorizzare sempre di più il centro storico e i suoi tratti caratteristici e culturali. E ora andiamo avanti. L'ASL Ogliastra invita a prestare la massima attenzione a causa di alcuni messaggi fraudolenti inviati da un falso servizio CUP. Numerosi cittadini hanno infatti segnalato di aver ricevuto un SMS contenente l'invito a chiamare gli uffici ASL ad un numero con prefisso 895 per comunicazioni sanitarie che li riguarderebbero. L'azienda invita a fare la massima attenzione, si tratta di un messaggio non proveniente dai nostri uffici, dicono dall'ASL, per cui si raccomanda ai cittadini di non rispondere e non comporre il numero indicato, la cui finalità probabilmente è proprio quella di far chiamare un'utenza a pagamento con lo scopo di consumare il credito telefonico della vittima. Oltre a non rispondere, occorre evitare di aprire allegati o cliccare su eventuali indirizzi web che vengono indicati. Insomma, occhio alle truffe telefoniche. Andiamo avanti ora. Le abilissime mani delle infioratrici tortoliesi hanno realizzato ancora una volta un'infiorata artistica all'ombra del cupolone. Per il 3° anno consecutivo infatti la Proloco Croce Rosse con le infioratrici città di Tortolì e il comune hanno partecipato alla storica infiorata della città di Roma che si è tenuta domenica per le celebrazioni dei patroni San Pietro e Paolo. Infiorata che quest'anno ha raggiunto la 400ª edizione. 35 gruppi che da tutta Italia hanno colorato la strada di Via della Conciliazione di Piazza San Pietro. Tortolì era l'unico gruppo a rappresentare la Sardegna. Le 8 infioratrici tortoliesi hanno realizzato un quadro di 6 metri per 8, lo hanno chiamato Oltre la Porta Santa. Nel disegno raffigurato Papa Francesco ad aprire la Porta Santa e Papa Leone XIV, poi i pellegrini che seguono ripercorrendo ideologicamente la sua strada. Le infioratrici hanno lavorato tutta la notte tra sabato e domenica utilizzando fiori, segatura, pianta di romice, sale e colorato, realizzando un disegno bellissimo per la giornata di domenica dedicata ai 2 santi patroni. Ma in questa edizione a rendere ancora più orgogliosi
sia la Proloco che le Infioratrici, anche il comune di Tortolì, del fatto che nella locandina di questa edizione la Madonna Stella Maris era stata ritratta, faceva proprio da sfondo nella locandina di quest'anno la Madonna di Stella Maris, che era stata abilmente ritratta dalle Infioratrici tortoliesi nell'edizione dello scorso anno, insomma, quindi un bellissimo omaggio. L'iniziativa è stata coordinata dalla Proloco regionale guidata da Raffaele Sestu, che ha partecipato con il gruppo delle Infioratrici, e in rappresentanza della Proloco Rocerosse c'era Alessandra Useri. Chiudiamo con un evento, perché torna a Tortolì l'appuntamento con il venerdì letterario, il Festival del Libro. Giovedì 3 luglio alle 21 proporrà la sua seconda anteprima nel giardino della Biblioteca Comunale, una serata speciale dedicata alla lettura e al confronto in un contesto raccolto e immerso nel verde. Ospite dell'incontro sarà Claudio Bagnasco, autore del libro Fare il possibile, edito da Terra Rossa, una raccolta di racconti che attraversa con sguardo lucido e stile serrato le contraddizioni della giovinezza e lo smarrimento dell'età adulta. A dialogare con l'autore ci sarà Ciro Auriemma, per offrire al pubblico una riflessione a più voci sul senso del vivere, tra ironia, passione e disincanto. Il Festival Venerdì Letterario, promosso dal Comune in collaborazione con il club di Jane Austen Sardegna, la Biblioteca Comunale e le realtà culturali del territorio, con l'intento di promuovere occasioni di lettura e condivisione aperte a tutta la comunità. L'appuntamento è quindi giovedì 3 luglio alle 21 nel giardino della Biblioteca Comunale di Tortolì. Per oggi è tutto. Con il nostro notiziario torniamo domani mattina come sempre con la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi. A domani.